Tensione, un altro terremoto giudiziario scuote l'amministrazione di Venezia a 10 anni dall'inchiesta Mose Maxi Blitz. Della finanza indagati il sindaco Luigi Brugnaro, arrestato l'assessore Renato Boraso. 9 arresti, 18 indagati, 6 interdetti, travolti nell'inchiesta anche altri funzionari di Cafarsetti, amministratori, numerosi imprenditori. Per il procuratore Cherchi, questi ultimi favoriti in cambio di denaro, in ballo milioni di euro. Diversi filoni dell'inchiesta, Brugnaro indagato per il caso dell'area dei Fili, Boraso arrestato nell'ambito della vendita di Palazzo Papadopoli. Il Primo Cittadino affida ad una nota il suo commento, esterrefatto, dice accuse infondate, l'opposizione, gravità inaudita, sotto accusa la macchina comunale, si dimetta. Dimesso l'ultimo ferito nella strage del bus di Mestre è Anastasia, la bimba di 4 anni ricoverata da 9 mesi al reparto Grandi Ustionati di Padova, è stata sempre accudita dalla mamma. Frana sul Fadalto, stamattina il vertice tra tutti gli enti coinvolti, si lavora per sgomberare i detriti, mettere in sicurezza e riaprire l'Alemagna il prima possibile. ANAS ipotizza tra le 3 e le 4 settimane. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo come sempre con il sondaggio che Ring vi propone questa sera e di fatto si basa sull'ultimo decreto legge sicurezza in cui fa discutere l'emendamento presentato dalla Lega che propone la castrazione chimica per i pedofili. Questo è il quesito dunque che Ring vi pone: castrazione chimica per i pedofili, siete d'accordo? Come sempre potete utilizzare il telefono, una chiamata allo 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. E veniamo ora in apertura al terremoto giudiziario che ha scosso la città di Venezia dopo 10 anni. È un'altra bufera. Avviso di garanzia per il sindaco Brugnaro, l'assessore Boraso finisce in carcere per corruzione. Partiamo da qui. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 è l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blin Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente, anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso dell'operazione eseguita da circa 200 finanzieri per il pericolo di inquinamento delle prove. È risultata una condotta recente con cui l'assessore stava cercando di eliminare documentazione che in qualche maniera potesse essere usata, diciamo così, contro di lui.
Oltre all'assessore, in carcere è finito anche l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Un'attività corruttiva, ha evidenziato il procuratore, che proseguiva da anni. Le indagini, ancora in corso, sono iniziate nella primavera 2022 in seguito a un esposto presentato alla procura nel 2021. È stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro. Lo scorso dicembre l'assessore Boraso replicava così dopo il polverone che si era sollevato proprio in merito alla trattativa dei Pili, che parlava di un suo coinvolgimento. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate, serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. Allora, 9 gli arresti, una ventina gli indagati e tra questi compare anche il direttore generale di ACTV, Giovanni Seno. Non tutti gli imprenditori si sono mossi alla stessa maniera, nel senso che ci sono delle gravità diverse che sono state riconosciute dal GIP, tant'è vero che vi sono misure cautelari diverse, nel senso che ci sono misure cautelari restrittive in carcere, restrittive agli arresti domiciliari e sospensione dall'attività, devo dire, valutate fatto per fatto e valutate in relazione anche agli eventuali precedenti penali dei singoli imprenditori, perché taluno ha anche dei precedenti penali, qualcuno ha anche passato in giudicato, e quindi in relazione alla possibilità o meno, in ipotesi, che si possa giungere a una sospensione condizionale della pena. Decine le perquisizioni della Guardia di Finanza. Oltre alle 2 ordinanze di custodia cautelare e in carcere, per altre 7 persone tra funzionari comunali e imprenditori sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Si tratta dei veneziani Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Daniele Brichese, Francesco Ghislon, domiciliato a Montebelluna, Carlotta Ghislon, la padovana Alessandra Bolognin e Marco Rossini, domiciliato a Mogliano Veneto. 18 in totale gli indagati, tra cui il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, per una serie di appalti per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti, rigettata però dal GIP. Seno resta comunque indagato e come lui il responsabile del settore appalti del Comune Fabio Cacco. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese riguarda invece i veneziani Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, i trevigiani Sergio e Stefano Pizzolato. Dalle trattative di vendita di quell'area alla trattativa per l'acquisto di Palazzo Papadopoli, ecco alcuni dei filoni dell'inchiesta. Risulta evidente che possa sussistere una correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Brugnaro ed i suoi interessi privati. È un passaggio dell'atto di sindacato ispettivo del 30 luglio 2019, a prima firma dell'allora senatore Andrea Ferrazzi, seguita da quella di altri 22 parlamentari, indirizzato all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Argomento: l'area dei Pili, che Brugnaro, non ancora in politica, acquistò dal demanio nel 2006 per circa 5 milioni di euro. Allora si ipotizzava la costruzione di un palasport. Oggi, in un passaggio del decreto di perquisizione del vice capo di gabinetto del sindaco Derek Donadini, si legge che Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con l'imprenditore cinese Ching, che puntava a rilevare l'area, il versamento di 150 milioni in cambio della promessa di far approvare, grazie al loro ruolo all'interno dell'ente comunale, il raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche necessarie all'approvazione di un progetto edilizio commerciale e residenziale di 348.000 metri quadri. In un altro passaggio dello stesso documento si legge che per facilitare le trattative di vendita dei terreni di Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con Ching, il suo rappresentante in Italia Luis Lotti, la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al prezzo di oltre 10 milioni di euro, riducendo attraverso l'esercizio dei loro poteri amministrativi il suo valore di stima, 14 milioni. La riduzione del valore dell'immobile comunale, precedentemente sede della polizia locale e ancora prima scuola, è avvenuta effettivamente, scrivono i magistrati, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Brugnaro, da Cerone e Donadini, che agivano per conto del primo. Cosa dice Luigi Brugnaro? Dice: sono esterrefatto, so di aver sempre svolto l'incarico di sindaco come servizio alla comunità.
Sono esterrefatto. Con queste parole inizia la nota di replica del sindaco Luigi Brugnaro, indagato per concorso in corruzione insieme a Cerone Donadini. In cuor mio e in coscienza, si legge poi, so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici. Per entrare nel merito, l'ipotesi che io abbia potuto agire sui pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e o varianti urbanistiche è totalmente infondata, come ho già avuto modo di spiegare dettagliatamente e pubblicamente più volte. Quella, come noto, è un'area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, continua, né messo in atto alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di Palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo. Ovviamente, conclude la nota di Brugnaro, sono e resto a disposizione della magistratura per chiarire tutte queste questioni. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente di ANCI Veneto, mentre l'assessore comunale Laura Besio ha scritto un post in cui si dice fiduciosa nella magistratura e verso il primo cittadino. Porto la mia vicinanza all'amico sindaco Brugnaro, non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Definendo gravissimo il quadro che esce dalle inchieste, invece le opposizioni chiedono le dimissioni del sindaco Brugnaro. Questa mattina 200 agenti della Guardia di Finanza, a cui va il nostro ringraziamento, hanno effettuato perquisizioni in sedi istituzionali, anche in sedi di aziende e società, e questo ci porta a interrogare la pubblica amministrazione che per la prima volta ai suoi vertici, perché parliamo qui della macchina comunale, si ritrova con il direttore generale indagato e con un capo di gabinetto e capo di gabinetto aggiunto indagati. Le opposizioni lasciano l'aula del Consiglio Comunale dopo aver chiesto invano la sospensione delle attività fino a che il sindaco Luigi Brugnaro non riferisca in aula sulle indagini che hanno travolto il Comune di Venezia. È una situazione gravissima e noi non riteniamo che si possa procedere come niente fosse, anche per rispetto delle persone indagate. Purtroppo non abbiamo trovato lo stesso rispetto da parte della maggioranza. Poco dopo arriva anche la richiesta di dimissioni di Brugnaro e dell'intera giunta, prima da parte della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Erika Baldin, poi dall'intero gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune. Chiediamo a tutta la maggioranza e quindi alla giunta di fare un passo indietro per il bene di Venezia e dei suoi cittadini. È evidente che adesso bisogna voltare passo con una nuova amministrazione e un nuovo futuro per Venezia. La convocazione a Mestre della quinta commissione consiliare sul piano di recupero dell'ex ospedale Umberto I a Mestre è la prima occasione di incontro politico dopo che il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha disegnato la complessa attività di indagine che sta interessando l'amministrazione cittadina. Non è mai accaduto che l'intero gruppo di comando, diciamo, istituzionale dell'amministrazione sia sottoposto a un'indagine di questa portata. Stiamo valutando la correttezza della gestione del brain trust del sindaco, quindi l'avviso di garanzia è stato messo a suo favore per correttezza nei suoi confronti. Lo ha precisato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Non possiamo far finta di nulla e proseguire i lavori come se nulla fosse, quindi reiteriamo la richiesta di sospendere immediatamente i lavori di tutte le commissioni consigliari previste fino al giorno di domani e poi domani in Consiglio Comunale faremo tutti i ragionamenti politici del caso. La richiesta di interrompere oggi i lavori per una chiarezza che può arrivare tra 10 anni, dal mio punto di vista, è totalmente sbagliata. Sostanzialmente sembra che la differenza di lettura tra le parti è che per la maggioranza si tratta di una questione giudiziaria, mentre per le opposizioni la questione giudiziaria apre anche una questione politica. Non è da tutti i giorni che un assessore, tra l'altro di peso come quello della mobilità, e le persone più vicine al sindaco in questo frangente siano indagate. È anche importante per noi che il sindaco venga in consiglio per capire qual è la sua intenzione di fronte al futuro, cioè che cosa ci aspetta, qual è l'idea della maggioranza, qual è l'idea della giunta, qual è l'idea del sindaco per proseguire questa consigliatura. Ci
Ci spostiamo ora a Padova perché oggi è stata dimessa l'ultima persona ferita nella strage del bus di Mestre dello scorso 3 di ottobre, la piccola Anastasia, la bimba di 4 anni ricoverata al reparto grandi ustionati dell'ospedale. Да. Анастасия потеряла папу, поэтому я стараюсь быть сильной для нее. Anastasia ha perso il papà, perciò io devo essere forte come la mamma per la mia figlia. Scusate per l'attimo. Scusa. Oggi però è un giorno bello. Сегодня хороший день, правда? Sì, grazie. Per Caterina è un giorno bellissimo. La sua piccola Anastasia dopo 9 mesi esce dall'ospedale. Le lacrime questa volta sono di gioia dopo il dolore immenso provato quella drammatica notte del 3 ottobre tra le lamiere e il fuoco dell'autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre al rientro da una gita a Venezia. Quella notte Caterina ha perso il compagno Dimitro. Lei è rimasta ferita e per la sua Anastasia di 4 anni è iniziato un lungo percorso di cure al reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. La complessità di questi pazienti purtroppo non consente veramente di avere fino all'ultimo la certezza, perché ci sono sempre complicanze che possono intervenire dopo traumi così complessi. In questo caso siamo tranquilli, ripeto, la mamma la porta per mano. La piccola bimba ucraina in questi mesi è stata sottoposta anche a 2 interventi chirurgici per i traumi cranici riportati durante lo schianto. Abbiamo avuto quelli che vediamo sono 2 traumi molto importanti e l'aspetto più complesso della gestione è quello sicuramente gestito dal dottor Azzena, ma il trauma cranico che purtroppo ha riportato era molto grave e in quel momento era assolutamente l'altra componente che metteva a forte rischio la vita, tant'è vero che siamo intervenuti acutamente proprio poche ore dopo che è arrivata qui, quindi ancora in una fase assolutamente di instabilità. Il periodo più difficile di questo percorso, per nulla scontato e sempre pieno di incognite, è quello in terapia intensiva, giorni lunghi e dolorosi a cui però è seguita la gioia per il successo delle cure. I giorni in cui Anastasia ha cominciato a svegliarsi e in quel momento la mamma ha cominciato ad essere vicino a lei perché è uscita dalla sua ospedalizzazione. E quelli sono i giorni che ci restano per fortuna più nel cuore, Anastasia che comincia a parlare con la mamma, a guardare la mamma e che rimane una bambina comunque serena in tutto quello che la circondava e quello che le era successo. I medici, gli infermieri, gli OSS sono diventati una seconda famiglia per Caterina e la piccola Anastasia. La forza di questa mamma è stata a sua volta una medicina fondamentale per la ripresa della bambina che il 9 luglio in reparto ha potuto festeggiare i suoi 5 anni. Con la torta, i palloncini e la musica. È bello aver rivisto il sorriso nel viso di questa bambina dopo 9 mesi e qualche giorno appunto di ricovero nel nostro ospedale. È stato possibile questo risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Nell'immensa tragedia della strage di Mestre, la storia a lieto fine di Anastasia è stato un raggio di sole e ora mamma e figlia potranno tornare a casa insieme, mano nella mano. La frana sull'Alemagna, questa mattina il tavolo tecnico tra tutti gli enti coinvolti sul Fadalto si sta lavorando per sgombrare i detriti e mettere in sicurezza e riaprire la statale il prima possibile. Andiamo incontro a dei tempi limitati rispetto al ripristino della strada. Tra le 3 e le 4 settimane, questo è il tempo ipotizzato nel corso del tavolo di coordinamento per la riapertura della statale Alemagna, chiusa dopo le frane di venerdì scorso, un incontro al quale hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, Regione Veneto, ANAS, Autostrade e Ferrovie dello Stato, oltre ai comuni di Vittorio Veneto e Alpago. Un tempo lungo, ma certo molto meno di quanto si era ipotizzato nell'immediatezza dell'enorme colata di sassi e fango. La linea ferroviaria è stata riaperta stamane, anche se ci sono stati ancora dei ritardi nei collegamenti da e per il Bellunese. Rimangono i disagi per gli abitanti di Fadalto, costretti a prendere l'autostrada e pagare il pedaggio, oltre che subire gli effetti del traffico nei fine settimana. Io ho riportato appunto i disagi che stanno vivendo i cittadini del Fadalto rispetto al loro obbligo di prendere l'autostrada ogni giorno e su questo noi come amministrazione ci impegneremo in quanto prima a vedere un regolamento, un iter che ci possa portare a quantomeno un rimborso, un ristoro delle spese che i cittadini del Fadalto stanno affrontando nel prendere l'autostrada. Nell'incontro si è parlato anche del maxi progetto da 40 milioni di euro per la costruzione di gallerie paramassi che dovrebbero mettere in sicurezza definitivamente l'Alemagna.
Un intervento che ANAS farà nei prossimi anni di sistemazione di gallerie e paramassi, e quindi voglio dire l'Alemagna sarà messa in sicurezza grazie a un maxi intervento da parte di ANAS. Nel frattempo si sta ipotizzando un meccanismo risarcitorio per i residenti, visto che purtroppo gli smottamenti continueranno a ripetersi finché non verrà realizzato un intervento risolutivo. L'assessore e vicepresidente della regione Elisa De Berti ha garantito l'impegno di trovare con il MIT di concessionari autostradali soluzioni alternative per attivare in modo rapido l'esenzione dal pedaggio o il ristoro dei costi. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia. Arrivederci.